Buongiorno a tutti, ci hanno già presentato Gaetano Bongiovanni, in questo caso, come ha già preannunciato Chiara, vedremo per circa 20 minuti, un quarto d'ora 20 minuti, non vi ruberemo altro tempo, la manutenzione della macchina espresso, perché qualcuno tra il pubblico si sta chiedendo come si svolge, non lo sa, e io lo so che lui non lo sa, e quindi gliela regaliamo noi oggi. Qui con noi, intanto Chiara, nel frattempo che vuol prepararsi magari la sua postazione proprio per la pulizia, simuliamo magari di sporcare la macchina, io vorrei un attimino presentarvi quelle che sono le realtà di quest'oggi, perché questo ambiente non si nutre e non vuole vivere soltanto di dimostrazioni di latte art. Quindi capiterà che nel corso della giornata vi venga voglia di bere un caffè, un espresso, un caffè filtro. Ebbene, di fianco a noi c'è la postazione di Coffeel, che vi delizieranno con dei caffè specialty coffees estratti a filtro. Vedo un cold brew che è in atto, un Chemex sicuramente, una French press, quindi non abbiate timore ad avvicinarvi e a fare una degustazione guidata. Poi cosa vedo? Qui c'è una preparazione per il gelato, però non è il mio settore il gelato, quindi sto zitto, non dico niente. Vedo Alberto Cocci dell'azienda Malconig, quindi macina dosatori, macinatori on demand, quindi istantanei, della persona di Alberto che sicuramente appena abbiamo finito la manutenzione della macchina ci può spiegare quello che adesso Chiara sta facendo un po' più nel dettaglio. Sta macinando del caffè e ci spiegherà il perché. E poi vedo la postazione di Dalla Corte Milano, macchine per espresso, con la loro DC Pro, nella persona in questo caso di Antonella Cutrona, che è padrona di casa. Allora, Chiara, Andrea, sei pronta? sì, sono pronta. Poi presentiamo anche l'altra parte. Certo. Allora, la prima pulizia che vorrei andare a fare oggi è quella delle macine del nostro macinino. Quindi per fare questa operazione intanto possiamo spiegare perché dobbiamo pulire le macine. Anche qua è una cosa dove i baristi, la pulizia delle macine, molte volte quando facciamo i corsi noto che mi dicono: ma come le macine? Le macine di solito vengono i tecnici, ce le cambiano, ma non le puliscono. Quindi io dovrò effettuare la pulizia. Se intanto vuoi spiegare al nostro pubblico il motivo. Ma il motivo è ben preciso. Proprio questa mattina in albergo, non vi dirò quale albergo, nessuno lo sa, durante la colazione mia e di Matteo, il macinadosatore, il macinatore del caffè, ha funzionato ininterrottamente per minuti 13 minuti. Ho chiesto al barista se serviva un estintore o qualcosa di simile, perché per 13 minuti la macchina anche rischia di poi infiammarsi in questo caso. Perché le macine vanno pulite? Perché la tramoggia va pulita? La tramoggia cos'è? Abbiamo dei baristi qui in sala? Sede? Tu sei un barista? No. La moglie è una barista. Si chiama? Briciole di pane. No, lei si chiama? Maria Concetta. Maria Concetta. Avete aperto una caffetteria da poco. Perché una caffetteria? Era magari il suo sogno? Allora, noi abbiamo un panificio da 8 anni e l'abbiamo ingrandito con l'angolo caffetteria, perché avevamo tutte cose per la colazione e ci mancava il caffè. Quindi c'era le brioche, c'erano le focacciere, c'era tutto. E nel momento in cui vi siete approcciati al mondo del caffè, cosa avete pensato? Oh, qua mi manca, non so, la tecnica per impastare la brioche, oppure no, so già tutto, basta premere il pulsante. No, diciamo che non sono così esperta a fare il caffè, quindi se sono qui oggi è anche per questo. Bravissima, grazie. Maria Concetta, vero? Ottimo. In questo caso, per trasformare il chicco, serve un macinadosatore, un macinatore. Lì abbiamo un K30 Malkönig on demand, vuol dire che vi sarete accorti, non ha il dosatore davanti, macina istantaneamente all'interno del portafiltro. Quindi questo si traduce in termini molto poveri: velocità, non spreco e pulizia, perché non sporchiamo attorno, quindi non perdiamo caffè. Vai Chiara. Ok, allora, le macine, come stavo dicendo prima, perché vanno pulite? Perché all'interno di esse, logicamente, sono delle lame, sono come dei coltelli. E noi andiamo, io faccio sempre un esempio quando sono con i ragazzi. Provate a immaginare, è vero che noi andiamo a macinare sempre il solito prodotto che è il caffè. Ma logicamente il caffè contiene degli oli.
Gli oli producono un rancido. Provate a immaginare di tritare un alimento a casa con un mini pimer. Sapete tutti che cos'è un mini pimer, giusto? Prova a dirmi un alimento con cui triti il mini pimer costantemente, quotidianamente. Magari non lo usi, però dai, un alimento a caso. Qualsiasi. Non lo so, carote, zucchine, qualsiasi alimento. Prova a immaginare se tu con il tuo mini primer triti per un anno consecutivamente senza mai pulire le lame del tuo mini primer. Funziona il microfono? Ci siamo? Ok. Senza mai pulire le lame. Quindi che cosa succederà? Che le tue carote avranno sempre dei sentori o dei pezzi, dei residui di carote tritate successivamente, e quindi non avrai mai il gusto pulito della carota come dovrebbe essere, e logicamente la lama, se la lama è sporca, la lama è incrostata, non avrà mai il potere di taglio uguale quando la lama era nuova. La stessa identica cosa succede nel nostro cibo. Logicamente i sentori qua con oli, non sono oli animali, ok, però sono oli che dopo circa 72 ore si trasformano in rancido e quindi vanno a contaminare continuamente il nostro macinato per fare le nostre estrazioni, e logicamente non avrà più il potere di taglio come avere una lama sgorgata e pulita ogni volta. Quindi il principio bene o male è questo. Allora, come facciamo a pulirla? Io ho tolto la mia campana, quindi ho chiuso il condotto per l'uscita del caffè in grani, e logicamente, come sapete, qua c'è una camera di macinatura, quindi cosa succede? C'è uno spazio. Si può vedere anche a video la camera di macinatura con all'interno un cono, e dove non possiamo vedere, Chiara, ci sono le macine, dove il barista non può arrivare, quindi evitiamo con spazzolini tentativi di pulizia perché non possiamo proprio infilarci all'interno. Io ho spurgato la mia camera di macinatura, che nel lavoro comunemente non dovete buttare via del caffè macinato, perché la camera di macinatura a campana chiusa potete utilizzarla per erogare espressi quando i clienti vengono a chiedervi, non è che dovete svuotare la camera di macinatura per buttare via del caffè macinato. E cosa vado a utilizzare? Vado a utilizzare Puligrind. Sono degli ingredienti di origine naturale, ok? Quindi non sono assolutamente, non contaminano assolutissimamente il caffè, il prodotto. Apro una bustina e vado a introdurla nella nostra camera di macinatura. E semplicemente la macino. In questo modo cosa farà? Sono dei cristalli, andranno a eliminare. Avete visto che la camera di macinatura era vuota, quindi non c'era più residuo di caffè. Questo caffè è il residuo che era incastrato nelle nostre lame e quindi va a sgorgare e pulire completamente le nostre macine. Perfetto. Dopodiché andiamo a rimontare, quindi è un'operazione che dura veramente pochissimi secondi. Andiamo a rimontare la nostra campana. Chiara, c'è proprio una spiegazione, oltre che sensoriale come tu hai spiegato benissimo, c'è anche una spiegazione tecnica. Spesso e volentieri si sentono dei baristi: ho perso la macinatura, come se avessero perso le chiavi di casa o il cellulare, no? Ho perso la macinatura. Beh, non è difficile trovarla, il macinino è lì, quindi la macinatura sarà ancora lì. Ma perché si perde? Perché quando le macine, che sono formate, come ha detto benissimo Chiara Bergonzi, da un coltello e da una gola, il coltello scaglia, la gola scarica, ci permette di far uscire il macinato dalla camera di macinatura. Cosa succede? Che quando le gole sono libere, il caffè esce molto volentieri e tra una gola e l'altra c'è un determinato spazio, un coefficiente di misura, uno spazio di macinatura. Quando queste gole sono parzialmente impegnate o comunque sporche, intasate, è differente l'altezza che c'è questo coefficiente, in parole povere, e quindi sarà differente anche la macinatura stessa, la granulometria, la grandezza del grano è diversa, per cui il barista, senza saperlo, senza toccare la macchina, senza esserci passato neppure di fianco, si trova incondizionatamente la macinatura cambiata, ma non è colpa sua. Non è colpa di nessuno, è causato da una serie di eventi. Uso il coltello per tagliare il pane, poi lo lavo; uso il coltello per tagliare il formaggio, poi lo lavo; bevo un bicchiere d'acqua, lo metto in lavastoviglie. Certo. Si sporca l'attrezzo, lo lavo, come ha detto benissimo Chiara, con il tritatutto. Benissimo Chiara, se vuoi procedere. Okay. Quindi semplicemente
montata la campana, apriamo la nostra slitta e andiamo a macinare per pulire il condotto almeno una decina, quindicina di grammi. Dico bene, Andrea, che tu sei... Sì, di solito i condotti di macinatura contengono 7-8 grammi, quindi circa una dose di caffè espresso, quindi Sì, l'avanzo è veramente un po' poco. di più, macinato per proprio togliere tutti i residui. Comunque, anche se vedrete nei prossimi 2 o 3 espressi qualche residuo, non va assolutissimamente a contaminare il prodotto, essendo un ingrediente naturale. Ok? Benissimo. La cosa che spesso ci chiedono durante i corsi di formazione è: ma questo prodotto devo farlo passare una volta sola nella camera di macinatura o devo macinarlo più volte? No, una volta sola, Andrea. Non è possibile rimacinare caffè già macinato con o senza questa sostanza, non ha senso, perché comunque sia vorrebbe dire inserire all'interno di un condotto pulito ulteriore prodotto sporco. Certo. Non ha senso. Dobbiamo leggere il macina dosatore come una macchina a senso unico. Si inserisce il caffè in grano dall'alto e lo si ottiene macinato, trasformato attraverso la qualità delle macine dal dosatore. Perfetto. Chiara, grazie. Possiamo procedere con la seconda pulizia che andiamo a effettuare sulla macchina espresso. Allora, la pulizia che noi dobbiamo effettuare tutti i giorni, non c'è proprio nessun barista qua oggi, lasciamo stare i concorrenti, non c'è nessuno che ha il bar? No, tu ce l'hai. Allora, vabbè, non per prendere te, ci mancherebbe altro. Allora, la pulizia della macchina va effettuata... Ho trovato un barista che non gareggia. L'hai trovato? Sì, che non gareggia. No, È lì? non me la faccia da Chi è barista. che te l'ha detto? Non lo so, ma secondo me è un barista. Sei andato Ciao. a caso? Ciao. L'ho trovato. È un barista? Sì, sì. Come no? Non lo vuoi dire o... No, ma non ti mettiamo in soggezione, ci mancherebbe, ti spieghiamo soltanto. È un barista, vedi che Giuseppe è un tuo amico, hai visto? Gli amici si vedono nel momento del bisogno, Chiara. Allora, eccolo quindi. infatti, allora, tornando al discorso della pulizia, la macchina va pulita tutte le sere o se non tutte le sere quotidianamente. Di solito la pulizia la si fa di sera a chiusura del locale per lasciare la macchina completamente pulita, però non è necessario farla la sera, ma è necessario farla ogni 24 ore, quindi quotidianamente. Adesso cosa andrò a fare? Andrò a fare una pulizia per immersione, adesso vi spieghiamo che cosa vuol dire per immersione, e andrò a fare una pulizia con il filtro cieco. Quindi adesso vediamo come effettuare questa pulizia e Andrea vi spiega nel frattempo che io riempio la vaschetta di acqua calda per andare a mettere i miei filtri, le coppe portafiltro in immersione, e vi spiega il motivo per cui c'è da eseguirla. Maria Concetta, sai cos'è il filtro cieco? Benissimo. Questo è un filtro cieco. Senza fori vuol dire. Damiano, lo utilizzi? Quante volte? Come lo utilizzi? Alla sera. Sei fidanzato, Damiano? Sei sposato? No, E tu alla sera stai lì a pulire la macchina del caffè espresso? sì, È un bel tempo. 20 minuti so. 20 minuti porti via alla tua famiglia per pulire la macchina espresso. Secondo me c'è qualcosa che non va. Vedi, anche Domenico fa il barista, lo conosco da qualche anno perché ha gareggiato gli anni scorsi qua, però alla sera non porta via 20 minuti alla sua ragazza che è seduta di fianco a lui oggi, perché altrimenti alla fine dell'anno fanno delle giornate. Ne approfitta durante la giornata di lavoro, pausa pranzo, quando magari al pomeriggio non c'è nessuno nel locale, 3:30 alle 4, non lo so, quando lui ha il locale libero. E ne approfitta volentieri perché così alla sera, quando ha chiuso il cassetto, ha fatto 2 conti, sistemato il locale, può tornarsene a casa. Chiara? Andrea, Una bella cosa, spieghiamo come serve e come va usato quello spazzolino, perché spesso e volentieri si usa impropriamente. allora, questo spazzolino qua, vedete che ha queste setole in plastica, molti baristi lo usano bagnandolo, invece questo spazzolino qua va utilizzato a secco. Che cosa serve? Non è che serve solo alla sera quando chiudiamo. Io consiglierei ogni 2 o 3 ore di andare a utilizzarlo per andare a pulire le guarnizioni, che già il barista dovrebbe avere delle accortezze. Oggi vedrete i ragazzi mentre gareggeranno che avranno sempre l'accortezza di andare a sganciare la coppa a portafiltro, andare a flussare, questa è una cosa importantissima, andare a pulire
il filtro sempre prima di ogni estrazione, quindi prima di introdurre il caffè macinato, ok? Una volta il caffè, la pastiglia è stata pressata, andare a pulire il filtro e queste alette, e quindi già la pulizia, questo è un sistema di pulizia continuo mentre sto lavorando, però sicuramente questo spazzolino ci andrà a aiutare a pulire le nostre guarnizioni e la nostra doccetta, ma soprattutto le nostre guarnizioni, utilizzandolo a secco, perché altrimenti se lo utilizziamo bagnato andiamo soltanto a portare in giro lo sporco e non far sì che lo sporco si stacchi. E poi vi scottate le dita, E poi vi scottate. che è una cosa stupida. Perfetto. Nel Allora, frattempo Chiara ha preso una vaschetta, ok, l'ho riempita di acqua calda. acqua calda della macchina del caffè espresso, quindi di caldaia, non acqua calda del rubinetto, acqua bollente. Perfetto, ho svuotato il basket, vado a pulirlo lo stesso con un panno e poi vado a utilizzare uno strumento simpaticissimo che si chiama Lifty. Lifty. È un cavafiltro. Io quante volte vedo che la gente si fa malissimo, ma veramente, per provare di togliere il filtro con cucchiaio, con i cacciaviti. Questo qua è uno strumento comodissimo che appoggiandolo sulle nostre cava il filtro senza farsi assolutamente male, senza sforzi di cucchiaio o cacciaviti che vanno anche a graffiare e a rovinare la nostra coppa portafiltro. Quindi ho tolto il filtro e coppa portafiltro e le vado a mettere in immersione in acqua bollente della nostra macchina espresso e logicamente vado ad aggiungerci il Pulicaf, quindi Puligrind per le macine, Pulicaf per la pulizia di immersione e per il nostro filtro cieco. Vado ad aggiungerci dai 5 ai 10 grammi. 10 grammi 10 litro, grammi. questa è la ratio esatta, 10 grammi litro. In questo caso stai usando una bustina, c'è anche in formato flapper, quindi flacone. Ok. La ratio esatta è 10 grammi litro. Vuol dire la proporzione corretta tra polvere di detergente, questo è un detergente, non è come Puligrind un pulitore grado alimentare, grado food, questo è un detergente e va utilizzato in questa concentrazione in acqua calda. Per 15 minuti lasciamo 15 minuti, in non di più. immersione. Perché non di più? Chi è che me lo sa dire? Qualche barista? Perché avremmo preso acqua bollente? È abbastanza sgrassante. Sì, beh, sicuramente in 5-10 minuti ricondiziona e pulisce il tutto, ma non più di 15 minuti perché poi l'acqua si raffredda. La coppa portafiltro, come l'ha chiamata Chiara, è di metallo, in questo caso non di inox, quindi di metallo. La dilatazione, il restringimento dei metalli a caldo o a freddo ne provoca e quindi un peggioramento strutturale, e non è il caso. Ce l'ho immerso in acqua e detergente, non posso permettermi che il detergente possa andare ad intaccare per scambio termico la superficie di metallo o anche l'acqua possa entrare sporca all'interno del metallo, perché quando il metallo è caldo si dilata, quando è freddo un attimino tende a stringersi. Per questo motivo non più di 15 minuti, quindi non tutta la notte, o in 5 minuti l'ho pulita la macchina oppure l'ho pulita troppo poco. Adesso vado invece a utilizzare, quindi mentre stiamo aspettando che il filtro e la coppa portafiltro si puliscano, andiamo a utilizzare il filtro cieco, ok? Quindi andiamo a montare questo filtro ed è stata fatta un'altra cosa molto simpatica da Asa Chimici, perché abbiamo esattamente segnato, vedi con questo cerchio, la quantità giusta della dose, quindi della polvere da mettere all'interno della nostra coppa portafiltro. Sì, spesso e volentieri si sentiva ancora quanto ne metto, un cucchiaio, 2 cucchiai. Un detergente in polvere non andrebbe scucchiaiato perché il cucchiaino potrebbe essere umido e quindi me lo vai a rovinare. L'esempio a casa del detersivo per lavatrici, se voi andate con il mestolino umido poi fa i sassi il detersivo. In questo caso basta aprire il flacone, il tappo flapper, che posso andare a trovarne uno, ecco, ce n'è uno là, in Detersì, che si occupano comunque della distribuzione in zona dei prodotti Pulicaf. Quindi con una mano apro, con l'altra verso e poi chiudo.
lo Avete mettiamo fatto caso a sempre. questo filtro cieco? Non notate niente di diverso rispetto magari a quello che avete voi nel vostro locale? È un po' diverso, non solo per la laseratura interna, che beh, quello lì è un plus. È proprio uguale al vostro, ve ne apro uno. Che cos'ha di diverso, Maria Concetta? Così Rispetto a quello mio è un po' più alto. è un po' più alto. Perché è più alto? Perché l'avrà fatto più alto questa azienda Asa Chimici? Ha più ricircolo dell'acqua, Vincenzo. Ha più ricircolo dell'acqua. Certo, ci sta più acqua e in questo caso in chimica è l'acqua che lava. Il detersivo coaudio è un coadiuvante, senza quello non potremmo sgrassare, quindi senza un detergente non si sgrassa, le macchie non vengono via, ma standoci più acqua ci metto sempre lo stesso tempo, Chiara, ma lavo molto meglio, perché ci passa più acqua, almeno 3 volte tanta. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad agganciare il nostro filtro cieco e andiamo a erogare acqua 5 volte per 10 secondi. Quindi li facciamo fare un ciclo di 10 secondi. Questo per il 5 lavaggio. volte. Questo per quanto riguarda il protocollo di lavaggio. Stessa cosa Chiara per il risciacquo. Assolutamente. Dobbiamo anche risciacquare, non è sufficiente far scendere un po' d'acqua dal gruppo. Queste macchine sono dotate di un'elettrovalvola, carica l'acqua, in questo caso poi la sta scaricando nel condotto di scarico. Dobbiamo accorgerci bene di effettuare il risciacquo. Quindi 10 secondi Va bene, adesso e poi off. ok, è solo per fare la dimostrazione. Adesso andiamo a scaricare un po' di acqua e andiamo a risciacquare. Adesso Chiara risciacquerà bene il filtro cieco e poi lo riaggancia e ripete la stessa operazione per 5 volte a step di 10 secondi, così andremo a risciacquare anche i condotti interni di acqua, i passaggi di acqua. Domenico, Damiano, tu la fai così la pulizia? Sì. Chi è che te l'ha insegnata? Gaetano Bongiovanni con Giuseppe Fiorini. Giuseppe Fiorini, Gaetano Bongiovanni, ottimo. Giuseppe Vedi? Fiorini. Gliel'hai insegnata tu, Giuseppe? È un tuo amico? Sì, era un po' indeciso sull'amico. Perfetto. Quindi adesso non sono passati esattamente, o possiamo fare volendo la pulizia della era già era- pulito, era già dovevamo pulito. solo dimostrare che cos'è la pulizia per immersione. Si consiglia di effettuare un'erogazione di espresso da eliminare dopo la detersione. Si consiglia, non è obbligatorio, ma si consiglia perché potrebbe anche il risciacquo non essere stato effettuato magari correttamente, nella migliore delle condizioni, e quindi potrebbe essere rimasto un po' di detergente all'interno. Andiamo a risciacquare sotto Questo acqua detergente calda. lavora indicativamente intorno a un pH di 10, quindi in ambiente alcalino, in ambiente basico. L'estrazione di un espresso avviene invece in un ambiente leggermente acido, 5.5. L'abbassamento condizionato e dato dall'espresso va ad abbassare il pH dell'ambiente del gruppo erogatore. Quindi ecco perché consigliamo di erogare un espresso. Adesso ho risciacquato Andrea la cova portafiltro sotto l'acqua calda della macchina espresso. Sì. E il filtro da Giuseppe, se gentilmente, andava sotto acqua calda del rubinetto a risciacquare. Oppure anche acqua fredda, perché? Perché il filtro è di acciaio Non inox subisce. e non subisce alterazioni. Invece, La cova portafiltro. sì, quindi va curata senza graffiarla, senza spazzolarla. Vedete, Chiara ha usato uno strofinaccio di cotone, non graffia, non spazzola la superficie interna. Si può far vedere magari Sì, anche così assolutamente. da lontano, però l'importante è che sia pulito il foro centrale e che non ci siano dei residui, dei depositi su questa superficie, perché poi potremmo lamentarci di avere del prodotto in tazza, della posa, del fondo, e il fondo arriva da lì. Non è caffè macinato che passa dal filtro, arriva dal sotto del portafiltro. Batto una volta, 2, 3, si stacca un po' di materiale, si secca perché la temperatura a più di 90 gradi, a contatto, è come avere una pentola, una pirofila sporca di grasso secco, residui carboniosi, carbonizzati,
e con la movimentazione si staccano, con la pressione successiva del successivo espresso ricadono poi in tazza e quindi poi vanno a depositarsi sul fondo. Grazie, Grazie, Giuseppe. Ok, nel frattempo intanto andrei a far vedere la pulizia della lancia a vapore. Sì, facciamola vedere, puntiamo un po' il dito su questo discorso perché ancora in parecchi bar non ci nascondiamo dietro un dito, anche in questa zona comunque ci sono parecchie lance del vapore incrostate di giallo, di formaggio, di schifezze, germi e batteri comunque. Allora, per questa operazione andremo a utilizzare Pulimilk, che è un igienizzante e un detergente per la nostra lancia a vapore. Come ha detto Andrea, non è solo pulire la lancia a vapore esternamente, e già anche lì ci sono ancora tantissime situazioni dove questa lancia a vapore qua, anche esternamente, è sporca. Ricordatevi che già noi andiamo a utilizzare un panno per pulire la lancia. Noi potremmo utilizzare tutte le spugne e bagni che vuoi, ma sono sempre e comunque ricircolo di batteri. Ok? Quindi questo prodotto è fondamentale per andare a igienizzare la lancia sia esternamente ma soprattutto internamente. Sapete benissimo che ogni volta che voi andate a montare il latte freddo, la lancia, una volta che voi avete interrotto il vostro steamer, la vostra montatura del latte, va a risucchiare sempre un piccolo quantitativo di latte che si annida all'interno della nostra lancia a vapore. Quindi già aiuta tantissimo il fatto di andare a spurgare la lancia prima di ogni montatura e soprattutto dopo ogni montatura. Questo prodotto igienizza e deterge la lancia, quindi anche internamente, e non permette alla lancia di avere anche ostruzione all'interno oltre a una carica batterica. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere questa vaschetta trasparente, ci sono indicazioni molto facili all'utilizzo, e andiamo a mettere mezzo litro di acqua fredda e andiamo a utilizzare o il prodotto in monodose o abbiamo il prodotto in flacone dove è comodissimo. Da litro? Ella, mi passi per cortesia il prodotto da litro nel flacone del Pulimilk. Pulimilk azzurro? Grazie, scusami. Questo prodotto qua, prendo il tappo blu, ha il dosatore che schiacciando logicamente risucchia il quantitativo necessario per la tua dose, quindi hai la dose fatta ogni volta e non devi andare a occhio come la situazione che abbiamo visto precedentemente della filtro cieco. Adesso in questo caso utilizzo una monodose. No, soprattutto perché non serve mettere più detersivo, Certo. perché è sempre correlato alla proporzione di acqua che stiamo utilizzando. Quindi non pensate che a mettere più detergente e detersivo anche a casa l'avviate di più, non funziona così. Quindi basta mettere solo quello che serve. Prendo la mia vaschetta, vado sotto la lancia che ho utilizzato e vado ad aprire e chiudere 7 volte. E tra un'apertura e l'altra lascio indicativamente chiuso 4-5 secondi, perché nel In modo tempo di tale che riposo, risucchia. per scambio termico, il liquido, che sicuramente in questo caso è più freddo rispetto alla temperatura della lancia, possa essere risucchiato all'interno del tubo, all'interno della lancia. Perfetto. E vado semplicemente, come ogni volta che andiamo a utilizzare un detergente, a risciacquare. In questo caso andremo a utilizzare il doppio di acqua fredda per andare a risciacquare. Quindi precedentemente abbiamo utilizzato mezzo litro, adesso andremo a utilizzare 1 litro sempre di acqua fredda e ripetiamo la stessa identica operazione. Credetemi che ho visto tantissime volte, iniziamo già a vedere dei residui se la lancia è sporca internamente nell'acqua di detersione, ma nell'acqua di risciacquo credetemi che ho visto delle situazioni veramente alquanto imbarazzanti. Ricordatevi che diamo alla gente da bere e beviamo anche noi, quindi è fondamentale. Sì, spesso e volentieri si pensa che la flussata di vapore, visto che è vapore, possa in qualche modo questo vapore sanificare, igienizzare. Non ha proprietà sanificanti il vapore, in questo caso dalla lancia del vapore, e quindi non saprei in che modo poter sostenere questa tesi, ecco. Però se ne sentono e quindi è giusto portare gli esempi dell'amico barista. Perfetto. Quindi anche la lancia l'abbiamo igienizzata e pulita in un'operazione che richiede neanche 30 secondi. Adesso abbiamo fatto vedere anche le cose abbastanza lentamente in modo tale che capivate, però alla sera veramente o comunque durante la giornata, anche perché non è obbligatorio fare tutto
tutta questa cosa alla sera, magari pian pianino pulisci le macine, pulisci la campana, non abbiamo parlato della campana, adesso abbiamo... Aspetta un attimo, Chiara, aspetta un attimo. Scusami. È tutto chiaro? Tutto chiaro? Avete delle domande da rivolgere a Chiara? Vincenzo. Di pomeriggio magari in un angolo che c'è poco lavoro si pulisce. E dico, la sera poi non le deve pulire, com'è? Certo, allora l'importante è che tutta la pulizia che abbiamo visto oggi sia fatta quotidianamente. Poi se riuscite a fare questa pulizia la sera, meglio ancora, logicamente, perché abbiamo accumulato ancora il lavoro pomeridiano, però il discorso anche delle macine lo possiamo pulire al pomeriggio, non è un problema. La pulizia della campana, che adesso vediamo, ve la spiego, è semplicissima, utilizziamo un semplice spray, possiamo farlo anche al pomeriggio. È consigliabile logicamente la pulizia della macchina, magari farla a fine lavoro. Vincenzo, c'è un fondo di verità. Perché Chiara dice una volta al giorno? Ma non lo so. Perché la percezione del rancido, la percezione dell'ossidato, un naso umano la percepisce dopo all'incirca 20-24 ore. Quindi non vorremmo mai passasse più di una giornata per far percepire al nostro cliente dei residui olfattivi negativi, perché altrimenti le note profumate che questi signori che sono qua a farci degustare il caffè e nell'altra postazione studiano e ricercano attraverso i laboratori in azienda, cosa succede? Non riescono a portarle nella nostra tazza, si fermano prima. Quindi che tu la pulizia la faccia alle 2 del pomeriggio, alle 3, alle 4, ti durerà fino all'indomani alle 2, alle 3, alle 4. Alla sera il consiglio che possiamo dare è quello semplicemente, se la pulizia è già stata fatta durante il giorno, di risciacquare semplicemente con acqua, togliendo le incrostazioni con lo spazzolino piuttosto che con lo strofinaccio, togliendo le incrostazioni più grossolane. Perché? Perché tanto non è un problema di chiusura dei fori, o diventa come dire, diventano delle sensazioni negative che noi andremo a far percepire al nostro cliente, che non sono contenute nel caffè in grani. Abbiamo lasciato volutamente questa cosa alla fine, Chiara, del caffè in grani, della tramoggia, della campana, come volete chiamarla, perché è un po' data per scontata, in qualche modo. Voi non avete detto niente, io non ho detto niente, Chiara è stata zitta, a posto, la pulizia della macchina è finita, ma nessuno si è chiesto perché le aziende che confezionano caffè lo mettono nei sacchetti puliti e poi noi lo mettiamo magari in una tramoggia che è sporca, magari con quel bel dito di unto, di grasso che c'è dove arriva il chilo di caffè. Di solito c'è una crosta di olio che sfuma, a volte anche con delle tracce di muffa. Diventa opaca, sì. Diventa opaca, addirittura. No, la campana, come ha detto Andrea, il caffè lascia oli, quindi diventa rancido. Voi non dovete pensare solo all'olio, provate a pensare a un salume. È vero che quello è di origine animale, quindi sicuramente sarà un olio, ma è una cosa psicologica vostra che la fettatrice non la pulite ogni volta che l'utilizzate. E qua è la stessa identica cosa. Infatti adesso andremo a pulire sia la campana, perché i chicchi saranno a contatto, ma anche il coperchio, perché nel caffè c'è presente la CO2, quindi va anche a contaminare l'odore e il gusto del coperchio. Se noi mettiamo dentro il pacco nuovo, quindi col caffè, con tutti i suoi sentori, che dovrebbe dare in tazza i sentori organolettici, di aroma, di agrumi, tutto quello che vogliamo, se noi abbiamo una campana sporca, partiamo già male. Quindi è tutto il ciclo che deve essere completamente pulito quotidianamente, sì, come ha perché il spiegato caffè prima va ad Andrea. assorbire i cattivi odori in questo caso. Quindi se il sacchetto è chiuso e il caffè è confezionato è fresco, non vedo perché metterlo in una tramoggia sporca, è un controsenso. Ci vuole solo un attimo, vi farò passare questa tramoggia così potete magari sentire. Vi faccio annusare il fondo perché è rimasto dentro poco il caffè, ha sostato poco all'interno di questo contenitore e il fondo è a contatto con la precamera di macinatura, con la camera di macinatura, quindi è più a contatto con una superficie riscaldante e quindi l'olio si ossida più velocemente.
mantenere l'olio a riparo da fonti di luce e di calore. Ci sarà un perché scrivono sulle bottiglie d'olio e le fanno oscurate. Ti fidi? Qui sono presenti poche tracce di olio. Però ci sono. Grazie. Ok, quindi andremo a utilizzare per pulire la campana il nostro coperchio. Qua abbiamo un grinder on demand, quindi un macino on demand, ma quando abbiamo molti ancora utilizzano dei macina dosatori, quindi abbiamo, come ha spiegato all'inizio della lezione Andrea, abbiamo questa bocchetta, fa macinare il caffè direttamente nella cuova portafiltro, ma praticamente è un contenitore del... va adesso. Quando mi giro lo guardo funziona, quindi perfetto. Ma andremo anche a utilizzarlo questo prodotto alla sera, una volta che abbiamo espulso il caffè della giornata, pennellino, e andiamo a pulire anche spruzzando il Pulibar Steril, che questo qua adesso noi abbiamo il Pulibar Hygienic. Andrea, poi spiega la differenza tra i due prodotti. Allora, il Pulibar Steril non viene più prodotto dal 1° giugno e è stato sostituito di quest'anno. È stato sostituito dal Pulibar Hygienic. Come avranno notato magari i nostri clienti di oggi anche nelle loro case, sono cambiate le simbologie, i PIC, che sono questi simbolini che vengono apposti sui contenitori di solito di detergenti o di detersivi o di pulitori. In questo caso ho un prodotto verde non detergente ma pulitore. Detergente è quella cosa che contiene un tensioattivo, è di sintesi di origine petrolifera, non più in Europa da un ventennio ormai, solo credo nella cosmesi insistono ancora col petrolio, e in questo caso di origine organica, all'interno di questo pulitore a base di etere, un alcol modificato. Infatti si può sentire, scusa Chiara, ne approfitto, Vabbè. Faccio sentire sicuramente il profumo, così si capisce molto velocemente. Grazie Chiara, scusa. Figurati. Perché come vedete non ha risciacquato, non ha utilizzato acqua per risciacquare. Questo pulitore evapora al 100% nell'atmosfera, non rimane depositato sulla superficie, non ne rimane traccia, neppure un ppm, una parte per milione. Perfetto, quindi abbiamo spruzzato il nostro detergente, pulitore, scusa, l'hai appena detto, nella nostra campana e anche sul coperchio. Quindi andiamo a passare un panno di carta, non andiamo a passare spugne abrasive che vanno a graffiare la plastica e quindi avrebbe ancora più potere di assorbire i nostri oli, e semplicemente è pulita. Prova a sentire se è Nel frattempo voglio ricordare al primo concorrente di oggi, Chiara, non sa di niente. voglio ricordare, Chiara, il primo concorrente di oggi, Gianni Cocco, che può portarsi in postazione di prova con le sue attrezzature per poter procedere alla sua practice. Perfetto, grazie a tutti. No, grazie niente. Niente, è finito? No, grazie niente. Niente. Ci sono domande? Maria Concetta? No, a posto, chiaro. È stata chiara? Maria Concetta è a posto per oggi. Chi è che ha delle No, domande? anzi, oggi devi venire che ti devo far fare Chi è che ha delle un domande? po' di latte art. Vi faccio provare. Tu sei una barista? Sì. Non vuoi parlare. Tu sei un barista? Sì. Bartender. Ci sono domande? È stato abbastanza... Damiano? Beh, allora dovremmo trovare in tutta Siracusa le macchine pulite. Il signore ha una domanda. E vuole sapere da dove passa l'acqua dei rubinetti che c'è nei bar. Dei rubinetti? Sì. Dell'acqua rubinetti? potabile? Perché l'acqua potrebbe avere troppo calcio se passa... Ma sta parlando dell'acqua potabile che dal rubinetto o tramite l'acqua della la macchina a espresso? Rubinetti. Ma per la macchina espresso o per la...
Sì, per la macchina espresso. Sì. Allora, un altro tema di oggi lo affronteremo sicuramente un po' più tardi. Il signore ci stava chiedendo come deve essere l'acqua che passa all'interno della macchina che viene utilizzata per erogare espresso. Quindi la sua preoccupazione, che è assolutamente plausibile, perché pensiamo che l'espresso è solo fatto dal 95% di acqua, percentuale più, percentuale meno, e quindi è fondamentale che l'acqua sia che abbia certe caratteristiche. Quindi se non passa da addolcitori, qua abbiamo delle cartucce filtranti, non so se si riescono a... no, perché sono già agganciate, non si riescono a vedere, però il cameraman magari può... eccole qua. Noi prendiamo acqua da boccioni, la filtriamo, la generiamo, adatta per l'espresso, perché l'espresso, ripeto, ha delle caratteristiche ben precise. Non possiamo aprire l'acqua del rubinetto, agganciare un tubo e andare in macchina. Uno, perché potrebbe contenere molto calcare e molto calcio, carbonati di calcio, e quindi rovinare la macchina del caffè espresso. L'altro perché potrebbe portare dei sapori cattivi e quindi ho bisogno di una cartuccia filtrante, di un addolcitore, di un depuratore, che possono anche mettermi in condizione di non sentire cattivi odori presenti già nell'acqua. Acqua magari che troppo impoverita potrebbe creare altresì dei problemi ancora alla macchina espresso, ma questo è un argomento che trattiamo più tardi, molto semplicemente con 2 slide, quindi sarà molto comprensibile a tutti poter capire come deve essere l'acqua per il caffè espresso. Sono stato abbastanza chiaro? È tutto a posto? Grazie.